Eccoci rientrati dopo la sigla qui a Villorba in provincia di Treviso per l'assemblea dei soci di Aprolav, l'associazione di produttori di latte del Veneto. Qui ai nostri microfoni abbiamo il piacere di avere Terenzio Borga che è il presidente. Buongiorno presidente. Allora, arriva questa assemblea insomma a 2 anni dall'inizio della crisi del settore del latte, le misure europee e quelle nazionali sembrano non essere state però abbastanza incisive per fare qualcosa. Beh, non avevamo nessun dubbio che la situazione potesse essere positiva, sinceramente non pensavo così negativa. Avevo l'impressione che noi Italia potessimo essere l'anello debole, ma vedo che probabilmente i tedeschi, i polacchi e gli altri stanno peggio di noi. Molto probabilmente stanno peggio di noi per un motivo semplice, perché loro hanno programmato le produzioni e non hanno mai pensato alla qualità. In questo momento quello che abbiamo sempre sperato, anche se, come ripeto, la situazione non è rosea, ma la differenza alla fine la farà ancora la qualità che noi riusciremo a proporre. Non solo qualità ma sicurezza alimentare, perché lo dobbiamo continuare a dire, siamo lo Stato che dà più sicurezza alimentare al consumatore e il nostro futuro dipende solo da quello, dalla credibilità che abbiamo verso il consumatore, perché alla fine se il nostro prodotto è cercato, copiato e tutti quanti in qualche maniera tentano di imitarlo, vuol dire che che è migliore degli altri. Ecco, la partita sull'origine in etichetta dei prodotti, in particolare per quanto riguarda il latte e i suoi trasformati, sembra stia facendo un piccolo passo avanti? Speriamo che alla fine questa legge sulla tracciabilità venga accettata dall'Unione Europea. Alla fine non è che noi andiamo a dire che gli altri sono peggio di noi o sono meglio di noi, vogliamo solo dire questo è il nostro. Credo che non facciamo un danno a nessuno ad andare dal consumatore a dire attenzione, tu puoi scegliere quello che vuoi, però io ti voglio dire quello che è il mio e quindi non facciamo niente di male se andiamo a identificare il nostro prodotto proprio nella zona di produzione. Alla fine noi riusciremo anche a informarlo il consumatore, perché? Perché il consumatore non è mai stato informato, il consumatore non sa. Nessuno glielo va a dire che la nostra qualità e la nostra sicurezza alimentare sono i migliori, per cui ripeto ancora una volta, noi in qualche maniera vogliamo identificarlo proprio per questi motivi, perché siamo orgogliosi di quello che stiamo producendo e perché ci mettiamo la faccia con il nostro produttore a dire, con il nostro consumatore a dire guarda che quello che ti do ha qualità, storia, tradizione e soprattutto sicurezza alimentare. Quindi insomma Presidente parliamo di Made in Italy, dell'eccellenza del nostro territorio che ci rende famosi un po' in tutto il mondo, eppure noi ci stiamo così un pezzo alla volta vendendo i gioielli di famiglia. Purtroppo l'hai detto tu, nel Veneto meno forse, però effettivamente vediamo che le multinazionali straniere, e questo dovrebbe far pensare, vengono ad acquistare i nostri marchi. La cosa peggiore è che noi non riusciamo a salvarli, perché effettivamente se pensiamo a determinate realtà acquistate dalle multinazionali francesi a questo punto, ti fa pensare, ma come? Noi abbiamo i gioielli e gli altri ce li vengono a comprare, ma non siamo capaci noi di acquistarli e di valorizzarli. Purtroppo finora questo non è successo. Spero tanto che non succeda ancora, perché effettivamente a pensare a quanti marchi, a quanti nomi, a quante qualità noi siamo riusciti a perdere, sinceramente fa pensare. Non possiamo pensare che il settore lattiero-caseario nostro possa entrare nella globalizzazione, deve essere sempre difeso da quella che è la nostra tipicità e la nostra qualità. Indubbia l'importanza dell'export agroalimentare. Ecco, abbiamo sentito che l'embargo russo proseguirà fino a giugno 2017. Per i nostri prodotti lattiero-caseari in particolare costituirà secondo lei un danno? Ma certamente, ma è una questione di speculazioni internazionali. Quando 3-4 anni fa venivano i grandi lungimiranti del lattiero caseario nazionale a dire il mondo ha fame di latte, noi le perplessità e le paure le avevamo già da allora, è nata una grande speculazione cinese che adesso si sta rivelando reale e della quale vediamo i danni che ha comportato. Più o meno per la Russia penso sia la stessa cosa, la Russia si sono arrabbiati perché gli abbiamo fatto l'embargo e adesso fanno la ritorsione. Il mercato russo non era un mercato importantissimo, era un mercato di qualità e sinceramente nei mercati di qualità il Veneto ha sempre fatto la sua parte, per cui speriamo tanto che questo embargo finisca nel
più breve tempo possibile, perché qualsiasi possibilità di esportazione per noi è importante. Ringraziamo Terenzio Borga e diamo il benvenuto a Giuseppe Pane, che è assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Allora, assessore, in un mercato libero senza le quote, la qualità basterà ai nostri allevatori? La qualità del nostro latte e dei nostri produttori è sicuramente molto più alta rispetto alle importazioni che noi purtroppo assistiamo quotidianamente sui nostri confini. L'unica difesa che abbiamo è il mondo della cooperazione, essere soci delle cooperative che comunque riescono ancora a gestire un prezzo elevato rispetto al prezzo di mercato fa sì che le nostre aziende possano ancora resistere. Purtroppo sono successi alcuni fatti, le tanto vituperate quote che difendevano in qualche maniera la produzione non ci sono più, adesso c'è una sovrapproduzione di latte a livello non solo veneto, italiano, ma anche europeo, ma anche internazionale. C'è l'embargo con la Russia che ha creato una bolla di ritorno per cui tutti i prodotti lattiero-caseari che vengono prodotti dai paesi dell'est riversano verso di noi, ma anche i nostri non vanno più in Russia, i russi erano i più importanti consumatori di burro, di latticini. Abbiamo la Cina che sta acquistando le stalle in Nuova Zelanda e quindi sta creando anche loro un mercato proprio, e quindi anche queste esportazioni diventano sempre più difficili. Vedete, quindi la situazione non è proprio così rosea. Stiamo mettendo a punto anche come Regione una serie di interventi a sostegno del mondo del comparto lattiero-caseario, ne stiamo parlando con le associazioni e con le cooperative. Stiamo tentando anche un progetto importante sul siero per dare anche un ritorno diverso ai prodotti di scarto del latte. È chiaro che questa situazione non è certo rosea. Noi quando siamo entrati in Europa, da quando siamo con l'euro, abbiamo perso il 90% del settore lattiero-caseario del Veneto, da 30.000 stalle adesso ne abbiamo 2.800 circa, e quindi vi fa capire quale sia stata l'importanza di questa situazione. Qui abbiamo degli esempi di allevatori, per esempio polacchi, dove il costo, per esempio, della manodopera è assolutamente inferiore, quindi parliamo di concorrenza, non sembra darmi pari. Infatti è quello che da tanto tempo io dico, essere in Europa con l'euro significa avere dei costi più elevati. Per produrre un litro di latte in Veneto ci vogliono 45-50 centesimi, per produrre in Polonia, dove pur essendo in Europa la Polonia ha mantenuto la propria moneta, lo zlotto e gli zloty, e quindi una moneta deprezzata rispetto all'euro, riescono a mandare i propri prodotti a minor prezzo da noi, ne avere un costo della manodopera più bassa e una tassazione più bassa. Come si fa a competere con questi paesi? Questa assemblea di APROLAV arriva anche in un momento particolare. 30 anni dell'associazione di APROLAV, che insomma in questi anni ne ha fatta di strada, grazie anche allo staff che ha dato il proprio contributo, come quello del suo direttore Bruno Bernardi. Allora direttore, un compleanno importante, 30 anni. Sì, è una data importante, i 30 anni, anche fondamentale, possiamo dire, che capita anche in un momento particolare per il lattiero-caseario. Dall'86 al 2016 moltissime cose sono cambiate, specialmente nel settore lattiero-caseario. Pensi che adesso ci sono solamente il 7% delle aziende che c'erano nell'86. La produzione però si è mantenuta, anzi è aumentata. Questo vuol dire che c'è stata un'importante ristrutturazione nel settore, e questo ha dato modo di mantenere anche un territorio un po' variegato, che non è solamente fatto di vitigni, ma è fatto di mais, di pascoli eccetera, e questo serve anche per abbellire, per aumentare il turista, la presenza del turista nel nostro territorio, visto che la regione Veneto è importante dal punto di vista della ricettività turistica. Direttore, in tutti questi anni avete affermato l'importanza del valore della cooperazione. Sì, allora la cooperazione raccoglie circa il 60% del latte veneto, e quindi è una realtà molto importante. Il nostro auspicio è che diventi sempre più forte, per dare la possibilità di diventare un punto di riferimento per il lattiero-caseario del Veneto, anche per coloro i quali consegnano i privati, e anche perché la cooperazione, essendo gestita dai produttori e dagli associati, ha sempre un occhio particolare di riguardo, innanzitutto per acquistare solamente il latte del territorio e poi per cercare di dare soddisfazioni economiche ai nostri produttori. Chiudiamo qui dall'assemblea di APROLAV insieme a Rafał Stakura, che è un produttore di latte polacco. Infatti in occasione di questa assemblea sono state portate le testimonianze di produttori europei.
Beh, vogliamo capire qual è la situazione in Polonia per chi produce latte. La situazione è drammatica come dappertutto in Europa, soprattutto che il prezzo del latte è sceso giù quasi 40-50% su certe situazioni. Noi abbiamo tanti allevamenti molto piccoli, 75% degli allevatori fa 40% del latte prodotto in Polonia e noi siamo, come la categoria allevatori, siamo più debole parte su tutta la catena agroalimentare per quanto riguarda il nostro settore, e questo non è giusto, che tutto va sulle nostre spalle, invece la distribuzione ricava grandi guadagni. Ecco, qui Aprolav è l'esempio di come la cooperazione possa essere in qualche modo una via d'uscita, insieme ovviamente alla qualità. Ecco, in Polonia è la stessa cosa? Sì, certamente, noi anche 80% del latte lavoriamo sulle cooperative, le acquistano cooperative della nostra proprietà, perciò riusciamo a capire dove vanno eventuali costi o dove sono più ricavi, però manca mercato, la Russia è chiusa per embargo europeo, Nord Europa c'è un disastro a Nord Europa, perciò non prende più prodotto europeo, perché la Polonia vendeva tantissimo latte in polvere, anche la Germania. La Cina non prende tanto quanto dichiarava, perciò abbiamo magazzini pieni e ancora produciamo latte perché ci hanno tolto le quote latte con la decisione politica, che era una decisione molto sbagliata. Non si sa chi decide, però alla fine sicuramente non si decide per noi altri, per noi. E quello è un problema non da poco. Ecco, diciamo che la Polonia rispetto all'Italia qualche vantaggio ce l'ha, nel senso che avete ovviamente dei costi di produzione, costi della manodopera più bassi rispetto all'Italia. Sembra di sì, però il costo della produzione sono circa 32 centesimi, perché noi dobbiamo prendere in considerazione anche ammortamento, anche il nostro lavoro, eccetera, eccetera, perciò non sono così tanto differenti. Là dove c'è Polonia, dove Polonia ha un po' più vantaggio sicuramente dell'Italia, che abbiamo un basso consumo del latte, sono 200 litri per persona pro capite, l'Italia è oltre 300 litri, quello sicuramente è un grosso vantaggio, e la speranza che il consumatore sceglie il prodotto polacco oppure europeo. Io ringrazio Rafał Stachura, e qui dall'assemblea di Aprolav è tutto, ma restate con noi perché adesso ci sposteremo in una stalla sempre per parlare di latte. Grazie. La ringrazio.